l'elezione del presidente Sergio Mattarella non è un po' la sconfitta della politica? Ma io innanzitutto credo che l'elezione di Sergio Mattarella sia una vittoria per l'Italia, un elemento di stabilità per il nostro Paese, per la sua credibilità, una garanzia per proiettare il nostro Paese al futuro e credo che vada ringraziato Mattarella, che vada ringraziato il suo senso del dovere e il suo spirito di sacrificio nell'accettare un incarico che, come ha detto, era diverso dalle sue prospettive personali. Credo che anche il Parlamento alla fine, nelle condizioni date, abbia fatto una scelta di responsabilità. Parliamoci chiaro, non c'era nessuno schieramento in grado di poter pretendere il Presidente della Repubblica espressione della propria forza, è un Parlamento molto frammentato, c'è stata prima la velleità di Berlusconi di essere Presidente, poi l'avventurismo di Salvini che non ha prodotto niente e a quel punto c'è voluto uno sforzo di responsabilità ulteriore. Questo sforzo ha portato a Sergio Mattarella. Non ci sono stati anche troppi veti da parte vostra, perché dei nomi sono stati fatti, anche di personalità, chiamiamole super partes, nomi su cui il Partito Democratico magari in un momento era d'accordo, poi si è sfilato. Ma il Partito Democratico ha deciso di affrontare questa situazione con un certo senso di consapevolezza. Non avevamo un numero così elevato di grandi elettori da poter imprimere un nostro gioco e abbiamo sempre parlato di un metodo. Il metodo era trovare una candidatura che fosse all'altezza della fase difficile che stiamo vivendo, che fosse espressione dell'unità nazionale, che fosse il risultato del più grande coinvolgimento delle forze parlamentari. Abbiamo per giorni e giorni cercato di arrivare a questo risultato. È stata contrapposta la velleità, come dicevo prima, di Berlusconi, ritirata quella di Berlusconi, sono stati proposti altri nomi che sono andati anche alla prova del voto sui quali noi non avevamo espresso un consenso, varie personalità del centrodestra. In tutto questo mi permetto di dire il centrodestra ha una forza elettorale, ma ha dimostrato un certo deficit di classe dirigente nell'individuazione di nomi che potessero essere all'altezza di questa fase. E noi avevamo due scelte: Draghi, Mattarella, dare stabilità al governo e dare stabilità alle nostre istituzioni. Mi pare che da qui al prossimo anno, con la fine della legislatura, il governo sarà in sicurezza e il Presidente della Repubblica, che giovedì giurerà, potrà affrontare un ulteriore settennato dando il massimo della coesione alle nostre istituzioni. Del resto vorrei dire, e concludo, Mattarella è anche il frutto di un grande sentimento popolare, di una spinta che è venuta nel corso di questi mesi e di queste settimane da tanti settori della società civile, dell'opinione pubblica, che hanno visto in Mattarella forse uno dei migliori Presidenti della Repubblica. Mattarella resterà 7 anni oppure in questo continuo, no, consultarsi c'è stato un patto tipo Draghi rimane al governo per 2 anni, poi insomma non è risaputo che Draghi poteva essere una figura convergente per salire al colle, ma magari non in questo momento. Ma io credo che non ci sia nessun patto di questo genere, in ogni caso io non ne sono e non ne sarei a conoscenza, ma escludo che ci sia. Mattarella è stato molto chiaro, non c'è un limite temporale nell'accettare un mandato, la Costituzione non lo esclude, prevede che ci sia un secondo mandato, non escludendolo, e quindi penso che Mattarella sarà in carica per i prossimi anni, poi ci dovessero essere altre decisioni, le prenderà lui, ma diciamo che non siamo di fronte alla situazione di Napolitano, che allora disse il mio mandato sarà un mandato breve. Mattarella lo accetta, non avendolo ricercato, neanche Napolitano per la verità, lo accetta e dal punto di vista costituzionale è meglio che non ci siano limiti temporali.
C'era la possibilità di eleggere una donna, voi eravate anche favorevoli, se non sbaglio, alla Belloni? Diciamo che sono state fatte varie ipotesi di candidature femminili e quella di una donna sarebbe stata anche una candidatura innovativa, che avrebbe rappresentato un fatto nuovo nella storia della nostra Repubblica. Ora non so sinceramente se siamo stati proprio alle porte di questa elezione, i nomi sono circolati, mentre circolavano venivano anche in qualche modo resi meno praticabili, diciamo non siamo mai arrivati fino a quel punto. Tutte candidature di rilievo, compreso quello della Belloni, con secondo me un punto che va fatto rilevare, cioè che comunque nell'ambito delle nostre istituzioni il passaggio dai servizi segreti per la sua responsabilità al Presidente della Repubblica sarà un passaggio che almeno in futuro dovrà essere regolamentato. Però il no è arrivato da Italia Viva, no netto. Il no è arrivato da Renzi, io penso che tutti quanti abbiamo la massima stima per la Belloni, ho avuto modo di conoscerla anche nell'attività del governo, mi pare che non fossero maturati quegli elementi che potessero portarla al Quirinale e che il rilievo che è stato posto anche da Renzi era un rilievo che un fondamento, credo che onestamente vada riconosciuto, ci fosse. Ci sono stati anche 2 candidati veneti, quindi anche una possibilità di avere un Presidente della Repubblica di questo territorio. Sì, purtroppo sono dei candidati che non sono riusciti ad arrivare al colle, e dico purtroppo da un punto di vista veneto, dal punto di vista politico ribadisco quanto dicevo prima, né la candidatura della Casellati, Presidente del Senato, aveva quelle caratteristiche in questo momento per rappresentare l'unità nazionale, né la candidatura del giudice Nordio poteva rappresentare un elemento di unificazione in questo momento, pur con tutta la considerazione del caso. E devo dire che penso sia stato anche un errore sottoporre la seconda carica dello Stato ad una votazione delle Camere, e penso che sia stato ancora peggio che lo schieramento che l'aveva proposta non ha neanche garantito i voti che avrebbe dovuto avere sulla carta. Penso non si sia fatto un buon servizio al Senato né un piacere ad Elisabetta Casellati. In quanto alla figura di Nordio, che comunque è una figura in Veneto, riscuote consensi trasversali? Ma ho visto che poi è stato votato dai candidati, dai parlamentari di Giorgia Meloni, inizialmente era stato proposto da quello schieramento, e diciamo che non è una candidatura che è andata in porto, e ribadisco che non è un fatto personale di nomi, di dare un giudizio sulle persone, cosa che non mi permetterei mai, darei solamente giudizi che hanno a che fare con la politica e l'adeguatezza, diciamo, rispetto alla situazione. Ecco, mi pare che noi abbiamo detto chiaramente non c'era la possibilità di convergere su queste figure perché non le ritenevamo all'altezza della situazione che stiamo vivendo. Un po' tutti i partiti devono però fare una riflessione interna, anche voi all'interno del Partito Democratico, insomma ci sono state più anime. Che tipo di riflessioni state facendo e quali possono essere le ripercussioni qui in Veneto, in qualità poi lei di segretario regionale? Diciamo che al nostro partito non mancano mai le riflessioni, le discussioni, i congressi, contrariamente agli altri li facciamo, ci confrontiamo, se serve anche ci confrontiamo aspramente. Devo dire che sulla partita del Quirinale però il PD si è comportato in maniera unitaria, seria. Perché gli altri erano estremamente divisi. Diciamo che l'esito di queste elezioni del Presidente della Repubblica dimostra che c'è uno schieramento di centrodestra che è completamente scoppiato, delle posizioni sovraniste da una parte e posizioni più moderate rappresentate da Forza Italia dall'altra. Una Meloni che ha assunto una veste più identitaria e che però mi pare difficilmente possa tenere insieme il centrodestra. Qualcosa è successo anche all'interno del Movimento 5 Stelle, con tensioni non di poco conto che si vedranno poi nei prossimi giorni. Il PD ha tenuto nella consapevolezza dei numeri che aveva e
secondo me, per le ragioni che ho detto, ha fatto la scelta migliore. Ora che cosa bisogna fare? Ora bisogna dare stabilità e forza al governo. Di fronte a noi abbiamo una situazione economica, sociale e sanitaria, come ha detto il Presidente della Repubblica, ancora difficile. Va affrontato il caro energie in maniera ancora più efficace, va sostenuta la ripresa che c'è, che non può essere indebolita appunto dall'aumento delle materie prime, vanno realizzati gli obiettivi del PNRR, che sono gli strumenti per fare in modo che ci sia una nuova stagione di sviluppo anche nella nostra regione, oltre che nel nostro paese. Bisogna continuare a combattere la pandemia. Saranno 12 mesi di governo molto importanti e probabilmente non facilissimi, visto quello che si è creato nel corso di questi giorni. Il PD, insieme al Presidente Draghi, vorrà essere il perno di una stabilità e di un governo che vada nel senso di realizzare questi obiettivi. Draghi sicuramente ne esce rafforzato da questa situazione. Diciamo che due punti fermi erano Mattarella e Draghi. E noi personalmente ho sempre ritenuto che questa potesse essere la soluzione migliore. E noi abbiamo raggiunto questa situazione che ci fa avere Mattarella Presidente della Repubblica, Draghi in un nuovo, come dire, patto di legislatura da qui alla fine, che andrà considerata la fine della legislatura, con l'idea di garantire la stabilità, ma non solo la stabilità, di garantire quelle riforme che è necessario che il nostro Paese faccia, e Draghi in questo momento può avere l'autorevolezza, la forza, la spinta, la riconoscibilità europea per poterle fare. E quindi diciamo il nostro Paese ne esce più stabile. Per quanto riguarda la nuova linea, no, del PD in Veneto, quali sono le prospettive e soprattutto la possibilità di competere tra 4 anni per la regione, e alla luce anche di questa fase divisiva che indubbiamente c'è all'interno della Lega, se in qualche modo Zaia esce indebolito? Ma mi pare che la Lega stia litigando, che la linea dei governatori e anche di Zaia, almeno da quello che si capisce più in profondità, sia diversa da quella di Salvini. E che nel centrodestra sia avvenuta questa implosione tra posizioni diverse e che tra di loro si aprirà un confronto, e anche noi vogliamo aprire un confronto con quelle forze moderate, con quelle forze anche liberali, anche con quei cittadini che magari nella nostra regione hanno trovato in Zaia un riferimento. Ecco, io voglio ribadire quello che ho detto fin dall'inizio. Il PD, con la mia segreteria, intende diventare nuovamente un interlocutore della società veneta. Intende riprendere il lavoro, il confronto con tanti soggetti del mondo economico, sociale, delle forze produttive. Intende costruire un programma, un progetto che sia alternativo a chi governa oggi, e il Partito Democratico intende anche essere il soggetto federatore di una grande alleanza che possa anche andare oltre i confini tradizionali del centro-sinistra e che si ponga l'obiettivo alle prossime elezioni regionali, siano nel 2025 o prima, di essere forza di governo. Quindi lavoreremo così, sapendo che dobbiamo lavorare con uno sforzo enorme di penetrazione nella società, nel territorio, che dobbiamo mettere al centro il lavoro e i lavoratori per diciamo anche combattere le disuguaglianze che si sono create in questi anni di pandemia, ma che anche dobbiamo mettere al centro il sostegno alle imprese per renderle più forti sui mercati internazionali, attraverso una svolta digitale, attraverso la rivoluzione verde. Ecco, questi saranno i nostri principali obiettivi, e io penso che ci sia bisogno nel Veneto di una forza come il Partito Democratico. Dobbiamo uscire dall'angolo in cui eravamo un po' stati cacciati dalle sconfitte elettorali. Penso che ci sia bisogno di una forza come la nostra, riformista, democratica, che possa anche dare vita a una svolta di governo. Mi pare che si sia un po' esaurita, o comunque questo ciclo di governo di questi anni. Sta a noi interpretarne uno spirito nuovo, e per noi è anche una necessità.
Questa grande alleanza guarda al Movimento 5 Stelle, guarda a Italia Viva, guarda anche a Coraggio Italia? Ma adesso se dovessi dire a chi guarda pensando alle sigle sarei un po' in difficoltà. Sicuramente penso che noi dobbiamo guardare a un campo largo, questo campo largo, come dice il nostro segretario, si rivolge a forze ambientaliste, forze civiche anche nel nostro territorio, al Movimento 5 Stelle, che appunto affronterà un ulteriore trapasso, travaglio, ecco, diciamo così, in questo periodo, e si rivolge a quegli elettori che hanno votato anche loro, e però ci vogliamo rivolgere anche agli elettori diciamo quegli elettori moderati che magari hanno votato altri schieramenti. Penso che dovremmo partire poi, diciamo, dalla condivisione dei programmi, di un progetto per vedere chi può convergere sulla base di una visione culturale e politica. Noi non inseguiamo nessuno, siamo comunque un partito nazionale che ha un suo radicamento, una sua forza anche in Veneto, che intende essere autenticamente federalista e che però tenterà di tessere la tela migliore. Noi non dobbiamo inseguire nessuno, noi dobbiamo semplicemente dire con forza quali sono le nostre proposte, qual è la nostra agenda politica e attrarre così i contributi che vengono anche dagli altri. Un'ultima cosa, quanto la sua esperienza al nazionale, quanto è importante per il Partito Democratico Veneto che alla guida ci sia una figura che ha esperienza di Parlamento, esperienza di governo, di politica nazionale? Ma io spero che lo sia, devo dire che io mi sono messo a disposizione del Veneto in considerazione del fatto che qui si può aprire una storia nuova e che in questo momento bisognava costruire un gruppo dirigente che conducesse la battaglia in Veneto e che però si facesse rispettare anche a livello nazionale. La mia esperienza sicuramente conta, così come può contare l'esperienza di molti altri, perché mi è chiaro che questa non è una sfida che si gioca in solitaria. Io ho parlato di una leadership collettiva e collegiale che certo chi svolge il ruolo di segretario deve sapere interpretare. Quindi io penso che si tratti di avere i piedi ben piantati in Veneto, e la testa che guarda al nostro paese, oltre che al Veneto, che guarda all'Europa, che si pone l'obiettivo di fare di nuovo del Veneto una regione trainante a livello nazionale. Dobbiamo un po' smetterla con questa idea da secessione leggera del Veneto. Ma l'autonomia? L'autonomia è una delle proposte che faremo, l'ho detto anche l'altro giorno, presenteremo nelle prossime settimane una nostra proposta, però la nostra proposta sull'autonomia dirà cose concrete, non sarà una bandiera, non sarà un fine, sarà un mezzo per poter governare meglio il nostro territorio e quindi diremo anche a Zaia, basta con la propaganda, nel corso di questi anni, da quando c'è stato il referendum, si sono prodotti risultati modesti, entriamo nel merito dell'autonomia che si può realizzare davvero, un'autonomia che abbia uno spirito cooperativo, uno spirito federativo e non sicuramente da rivendicazione a posteriori. Un po' dell'idea che ci dobbiamo sempre lamentare, ecco, io penso che sia un'idea che dobbiamo lasciare un po' lontana da noi, dobbiamo dire che cosa vogliamo e come si può realizzare, quindi entriamo nel merito di che cosa vuol dire la scuola, il lavoro, la formazione, l'ambiente e sulla base di quali strumenti la nostra regione può esercitare meglio queste funzioni. Tutto il resto rischia di essere un po', diciamo, al limite della discussione un po' diciamo più indirizzata alla chiacchiera piuttosto che alla produzione dei risultati.